Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille, del Gufetto. Come andiamo? Allora, per quanti non mi conoscono, io mi chiamo Hildegarda, sono una tarologa, una ritualista, astrologa e ermetista di tradizione cabalistica salomonica. Dunque, bene, io ogni settimana, il lunedì e il venerdì, trasmetto dal mio canale YouTube alle 21:30, dunque siamo al primo appuntamento della settimana, e il mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque sono disponibile poi anche in altre giornate, lo dico perché a volte nella mezz'ora di tempo che dedico alla diretta non sempre riesco a rispondere a tutti, però appunto siccome ho appuntamenti fissi durante la settimana, do continuità ormai da oltre un anno con questi appuntamenti, sono sul canale YouTube da quasi 3, dunque diciamo che sapete di poter contare su di me, ci sono sempre. Tra l'altro, a proposito del mio canale YouTube, troverete sicuramente nelle varie playlist anche delle raccolte che ho fatto su argomenti appunto di esoterismo, radiestesia, sono anche una radiestesista, mi sono dimenticata di dirlo. Comunque questi sono gli ambiti in cui opero e lavoro e metto a disposizione gratuita delle persone che seguono il canale la possibilità di porre una domanda a cui rispondo con le spille. Bene, a proposito di domanda, vi dico già come va posta la domanda. Sarà necessario scrivere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, il nome eventualmente se state chiedendo o magari la domanda riguarda un'altra persona, anche il nome e la data di nascita di questa persona. Bene, mi raccomando, devono esserci queste indicazioni, altrimenti io passo oltre. Bene, direi che questo l'ho detto, sono in attesa che qualcuno scriva perché non so se è un problema della pagina appunto YouTube, non vedo niente, non c'è scritto nulla, non so come mai, vediamo un po'. È sparito tutto e non si vede niente, vieni a vedere. Allora, non riesco a vedere le domande, non riesco a vedere chi ha scritto. Vediamo se riesco a risolvere qui. Guarda, non sto scherzando, non si vede nulla. Ti ringrazio. Boh, ho un problema tecnico, è la prima volta che capita in tanto tempo, dunque non ho proprio niente, non c'è scritto nulla, è preoccupante sta cosa. Proprio. Guarda tu se dico balle. Guarda, è tutto nero. Vedi, Ada? Guarda da me. Sì. E proprio non c'è scritto Allora. niente. Allora, Marietto mi ha portato il suo portatile, così vi leggo da lì, per fortuna. Allora, bene, prima comunque di cominciare con i saluti e con le risposte, vi ricordo tra l'altro che siamo su Facebook, nei gruppi Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo e nel gruppo I Cassi Sacerdotali. Prova ad andare nel tuo... In che senso? No, nella tua pagina web. Devo aprire un'altra pagina e mi vedo indifferita, ma è bruttissimo. Lo so, però almeno vedi le domande. E non puoi gentilmente, te lo chiedo gentilmente, lasciarmi il tuo... Sì. Grazie, così perché io non sopporto moltissimo. C'è Laura, c'è Simone. Ecco, infatti adesso ho visto, va bene, allora ho visto lì, voglio dire. Ok, va bene. Ho questo handicap, stasera non è un problema, l'abbiamo risolto il Marietto. C'è? Allora, comincio con i saluti. Vediamo se riesco. Sto facendo pasticibus, va bene, non importa. Aiuto! Vieni a salvarmi da me, salvami da me stessa.
Aiuto. Va bene, comunque ho già visto che c'è qualcuno collegato. Cos'è il mouse? Ah, perfetto. Tutto. Vediamo un po'. Ok, eccoci qua. Dunque, saluto intanto i partecipanti che hanno tutta questa pazienza di vedermi pacioccare. Allora, buonasera Ada, buonasera Linda, buonasera Laura, buonasera Anna, buonasera Simona, buonasera Chiara, buonasera Cira. Perfetto, beh, questa sera tutte donne. Beh, allora, tra l'altro vi ricordo che fa sempre piacere quando passate da qua che lasciate un saluto. Ah, buonasera anche Egidio, il primo uomo del canale online. La ola, ti facciamo Egidio. Bene, comincerei a rispondere. Allora, la prima domanda è di Ada. Ilde, buonasera, riprovo dopo 2 anni che non stiamo più insieme, hai visto Ada che dici riprovo, vieni presto. Allora, buonasera, riprovo, dopo 2 anni che non stiamo più insieme, Giuliano, 21 maggio 76, tornerà da me, Ada, 8 marzo 73. Vediamo se Giuliano torna da te. Allora, è caduta questa carta. Io, per chi mi conosce, sa che do risalto e significato anche a queste casualità, che non sono mai un caso. Dunque, la carta della casa è una carta di ricerca di rifugio, sicurezza, un posto dove andiamo a rintanarci, a isolarci dal resto del mondo. Dunque, è il posto dove noi, per difesa, troviamo non solo la massima intimità, ma anche opponiamo delle resistenze. Dunque è un po' come dire che ti sei andata a rintanare in una situazione e che forse c'è qualche resistenza a lasciare che le cose cambino o a lasciare andare, però questo non risponde alla tua domanda, è soltanto un indizio che le sigille ci danno. Vediamo un po'. Ada e Giuliano. Giuliano torna da Ada e via. E ogni tanto un pensierino lo fa, perché pensiero, conversazione non è proprio una cosa che ha messo nel dimenticatoio. Allora, vediamo di rispondere utilizzando appunto, spero che si vedano bene, io mentre le giravo non sono stata ordinatissima, le ho sistemate un po' meglio. Allora, linea del passato, prima linea. Dunque, qualcosa nel passato fra voi deve essersi un pochettino è cambiato non per tua volontà, dunque il cambiamento non è né stato causato da te né voluto da te, potrebbe essersi aperta una finestra nel passato dove lui o perché ha incontrato qualcuno o per questioni proprio sue, vedi c'è la carta della speranza che è un'apertura per situazioni del futuro, magari per questioni lavorative ha dovuto guardare lontano, oppure in qualche modo si è creata qualche situazione che non ha più dato quel tipo di sostanza, di forza. Quello che posso dirti è che questo cambiamento ovviamente che tu hai subito ha portato un dispiacere per te. C'è una figura nel passato, questa figura potrebbe essere una madre, una donna più grande, una persona che comunque ha dato il suo parere, la sua opinione sulla situazione, potrebbe anche indicare una ex. Dunque, posso dirti che questa cosa che ti ha portato dispiacere comunque ti ha lasciato in attesa e tuttora, secondo me, vista la natura della domanda, lo stai aspettando. Da una parte
vedi che continui a sperare che in qualche modo, forse hai ancora fiducia, fede nel fatto che prima o dopo possa darti questa consolazione di dirti che comunque lui sceglie te, che vuole te. Dunque al presente in fondo c'è questo desiderio ancora dentro di te, ma è più probabile che lui in questo momento abbia un'altra persona accanto, e dunque questa cosa non sembra tanto realizzabile presto, anche perché il bambino potrebbe essere sì un inizio, sì la fiducia, ma potrebbe anche indicare effettivamente l'avvio di alcuni progetti che magari in questo momento lui sta portando avanti o sta curando in qualche modo. Dunque, non sono carte negative assolutamente, però noi dobbiamo leggerle, in funzione di un suo eventuale ritorno. Al momento sembra che lui abbia una persona accanto con cui la situazione comunque funziona abbastanza e dunque, sebbene ogni tanto magari c'è un po' di un pensiero, una nostalgia, non so fino a che punto. Vedi che in futuro, anche l'ammalato non è proprio una carta di un particolare slancio, dunque ci sono dei momenti in cui probabilmente pensa alla situazione, la rivaluta in qualche modo. E forse non voglio metterti però addosso delle false aspettative, perché comunque l'esito non è granché incoraggiante, però effettivamente ci sono delle parentesi che fanno pensare, alla possibilità che comunque, lui in qualche modo provi, a sistemare una situazione o sarà presente in un momento di difficoltà. In ogni caso è possibile che ci sarà un incontro, dunque credo, a meno che non stia indicando che per quanto la situazione sia quella che è più probabile che ci sia un incontro con un'altra persona, oppure può indicare che comunque effettivamente in futuro non un ritorno, ma un incontro ancora possa esserci. Considera questo, che questo incontro può avere una natura fisica intensa, importante, ciò non toglie che non è cioè che e sarà una cosa anche positiva per te, ma non necessariamente indica una stabilità o una relazione duratura, anche perché l'esito è chiaramente un no. Detto proprio sinceramente, se anche lui dovesse in qualche modo ripresentarsi, ammesso che fosse lui quello che si è visto e non un nuovo incontro, qui l'esito è chiaramente un no. Per me non è, vedi come si fa a dire sì. Dunque, Ada, magari è il caso di mettersi in gioco di nuovo e lasciarlo andare. Allora, passiamo alla seconda domanda che, scusate, io guardo sempre di lì perché qua non è che si è sistemato nel frattempo, ma non ci scoraggiamo, troviamo una soluzione. Allora, Linda, buonasera e grazie. Chiedo se io, Linda, 27 novembre 81, sarò riammessa al gruppo chat della banda del mio comune. Grazie infinite. Allora, vediamo se ti riammettono al gruppo chat. «27 novembre 81». Che strumento suoni, Laura? No, Linda, scusami. Non che cambi l'esito delle sibille, così una curiosità. Allora, vediamo sibille se la riammettono. Ma probabilmente un ragazzo spenderà qualche buona parola per te, perché mi sembra che ci sia una specie di collaborazione in questo senso. Vediamo un po'.
Allora, dunque Linda, vedo che sono nate delle competizioni, c'è della rivalità, proprio direi proprio che sono nate, vedi il bambino, la superbia, dunque questo ha portato discussioni, incomprensioni che sono perdurate nel tempo al punto da probabilmente creare una situazione di disagio. Comunque c'è qualche situazione non positiva che ha avuto anche momenti di un probabile scontro. Non so come siano andate le cose, dunque Linda, io spero che le sibille ti stiano rispondendo su cose che effettivamente riesci a riconoscere. Allora, il flauto, che bello, flauto traverso. Allora, queste rivalità non necessariamente sono nate da te, potrebbe anche indicare che queste rivalità che poi sono sfociate magari in forme di invidie, discussioni, potrebbero essere nate comunque anche tuo malgrado. Al presente sembrerebbe comunque possibile, perché le carte comunque sono favorevoli nei tuoi confronti, sembra che si possa di nuovo aprire una finestra. Chiaramente però ti viene chiesta serietà, lealtà, sincerità, dunque devi essere comunque disposta a collaborare nell'ambito della chat e comunque del gruppo. Per quanto riguarda il futuro, sì, ci sarà una riammissione, vedi che la stanza in fondo vuol dire che le chat in fondo sono le chat di gruppo, poi sono come delle stanze, no? Dunque c'è questa cosa, però c'è ancora e ci sarà ancora questa nemica, dunque mi raccomando, attenta, stai con tanto d'occhi perché vedi ladro e conversazione, si farà comunque un parlare alle tue spalle, però diciamo che la matrice fa capire che in fondo tu avrai comunque una cosa positiva per te. Dunque, la risposta secondo me è positiva anche per via dell'esito, però non sono finite, non dico le rivalità, ma i pettegolezzi, le chiacchiere alle spalle e alcune cose devi considerare che ci saranno ancora. È importante che le disalimenti, nel senso che non dai seguito e lasci cadere le cose, anche perché vedi che si parte proprio da contesti pesanti per te, per anche il resto della banda. Allora, pensiero, vedovo, denaro e donna di servizio, allora l'invito è a riflettere bene e sull'eventualità di scusarti o di, come dire, di valutare ecco, una forma di rimpianto, cioè se c'è qualcosa che puoi effettivamente espiare e migliorare, perché comunque c'è una grande possibilità che tu recuperi il tuo posto. Bene, andiamo avanti e vediamo la prossima domanda. La prossima domanda è di Laura. Buonasera Ilde, sono Laura, 23 maggio 80. Vorrei sapere se riuscirò a prendere gli assegni familiari. Attualmente li percepisce il mio ex, ho fatto ricorso all'INPS, grazie. Ok, vediamo Laura. Allora, Sibille, diteci se Laura 23 maggio 80, dunque a giorni, diamole questo regalo di compleanno, a giorni di fa gli anni, se otterrà e riesce a prendere gli assegni familiari. Allora, guarda, normalmente la superbia è una carta un po' particolare, però qui c'è
indicazione di qualcuno che ascolta, si prodigherà l'aiuto, anche in modo importante. Vediamo un po' cosa dicono le sibille. Allora, mamma mia, ma allora ti spiego quello che si vede. Allegrezza al cuore, fortuna, dottore, dispiacere deliranti. Allora, sembrava che comunque in fondo, vedi, l'allegrezza al cuore indica qualcosa di favorevole nei tuoi confronti, di più opportunità, anche fortunate, di ricevere degli aiuti. Dunque sicuramente gli assegni sarebbero spettati a te, no? Ma dispiacere deliranti fa capire che ovviamente se c'è il dispiacere la cosa non è andata in porto per te e questo ha generato confusione, chiaramente anche discussioni e delle situazioni, da sistemare. Allora vedi sospiri, morte, questa è la linea del presente. Il domestico, l'imeneo. Dunque il domestico generalmente è una figura che abbiamo accanto a noi, potrebbe essere un collega, come potrebbe essere un marito, un fratello, un padre giovane, una figura così vicina, così prossima da essere uno di famiglia. Dunque o un amico fraterno oppure un qualcuno che secondo me in questo caso è il marito o l'ex marito, perché come vedi questa cosa continua a creare sospiri, tensioni, perché chiaramente senti un tormento rispetto a questa cosa e vedi che c'è morte e il domestico. Dunque questa situazione è causata da lui. Dunque, è come se, lui avendo fatto il passo prima di te, ha causato ritardi per te. Dunque, per ora gli assegni familiari lui li prende, no? Allora, e questa è la conferma che al momento la situazione è così. In futuro, guarda, non sarà facile, non subito, perché ladro, denaro, disgrazia, vedi che è un furto, perché chiaramente spetterebbero a te. È come se fosse un furto di denaro per te. E dunque ancora non la vedo questa cosa. Ci vorrà però, perché poi non la vedo nel prossimo periodo, non significa che non c'è. Nel futuro ancora, dunque fai conto che ipotizzando una tempistica che non è facile da inquadrare con le sibille che parlano piuttosto per eventi, nel prossimo periodo questa cosa avrà ancora degli ostacoli e delle situazioni dove dovrai fare attenzione. E guarda, a un certo punto questa cosa si sbloccherà a tuo vantaggio, ma genererà discussioni. Dunque, probabilmente risolvi un problema da una parte, se ne apre un altro da un'altra parte, perché chiaramente è possibile che il tuo ex marito comunque inizi delle contestazioni. Non importa, l'esito comunque dice che di trovare una soluzione o la stai già cercando in certi sensi e devi essere molto determinata e prepararti a doverti difendere, ma è una carta positiva quella con cui chiude, dunque la speranza è parte. La cosa dovrebbe andare poi un po' più semplice, però okay, ricordati le tappe che ti ho detto. Bene, andiamo avanti e rispondiamo a Simona. Allora, Simona, ciao, sono Simona, 4 agosto 79. Mi puoi dire come andrà la mia attività, se riusciremo ad andare? A ante o fe allora aspetta, perché mi sa che quando si scrive col cellulare dunque, sono Simona, 4 agosto 79. Mi puoi dire come andrà la mia attività, se riusciremo ad andare avanti, suppongo, o vedi una chiusura. Okay, allora Simona,
4 agosto 79, vediamo la tua attività come va avanti. Come procede insomma? Facciamo così, chiediamo senza dare imbeccate, lasciamo che siano le sibille a rispondere. Simone e la sua attività. Allora, è un'attività che sicuramente ami e hai amato fin dall'inizio, no, fare. Vedi che c'è qualche preoccupazione anche per le informazioni, le notizie che arrivano, sei un po' in pensiero. Dunque, in effetti capisco. Vediamo un po' cosa. Meno male. Allora, l'esito è un po' più leggerino di quello che si vede nella stesa. Dunque, allora, diciamo che, la linea del passato che aveva portato comunque, vedi che cominciamo con alcune situazioni, positive inizialmente, con degli accordi, delle cose interessanti, come dire, colte al momento giusto, con la possibilità di ottenere veramente delle soddisfazioni, però guarda, disgrazia a casa, dispiacere, dunque qualcosa veramente è andato storto, qualcosa forse in questi famosi accordi che all'inizio sono stati presi, forse sì, con questo bel margine, sembravano veramente allettanti, ma, può essere che proprio lì si sia avuto un problema, forse qualche falsa aspettativa che poi ha generato, le difficoltà. Come pure può essere che qualche evento improvviso abbia minato, vedi, la solidità, il rifugio, come dicevamo prima, dunque, portando un dispiacere. Dunque c'è, chiaramente tu sai quali sono le situazioni appena verificate, si fanno parte del passato, comunque un passato che riguarda, quello che ha condotto alla situazione attuale. Dunque, abbiamo un attimo questa linea dove chiaramente qualche cosa è andata per storto, veramente. Allora, amore, sacerdote, speranza e, conversazione. In questo momento sembra che stiate veramente giudicando la situazione, nel tentativo di trovare la soluzione giusta. Dunque, ehm, la carta del sacerdote è una carta che comunque indica un momento in cui mettiamo la testa sulle spalle, giudichiamo la cosa in modo corretto, cioè col tentativo di fare e di prendere la decisione più giusta. In questo momento, il sacerdote potrebbe anche indicare una separazione o comunque qualcosa di ambito legale, dunque, una situazione dove vi viene richiesto veramente, magari anche con un po' di, come dire, giudizio, di valutare cosa la scelta più giusta, il passo più giusto. Comunque al momento state valutando delle opzioni, delle possibilità, dunque non è ancora il momento però di prendere la decisione. Nel prossimo periodo, artista, vecchia signora, prigione, dunque qui entra in gioco probabilmente qualche, consulente, commercialista, qualcuno con cui avete comunque un rapporto di lungo corso ed è possibile che, vi suggerisca o vi, consigli di prendere una pausa. C'è la carta della prigione, dunque è una carta di blocco, potrebbe indicare o che questa persona ve lo suggerisce, oppure che,
qualche circostanza vi metta un attimino, nella condizione di pagare uno scotto, forse qualche vecchia situazione che tiene un po' ancorati. Cosa vedo però in futuro? Mentre è possibile che, questa carta della prigione indichi un momento di sospensione temporanea, c'è poi un ritorno, dunque la riapertura dell'attività. Allora a questo punto è possibile che cercherete in qualche modo di ricominciare con maggiore determinazione, però sempre vedo ancora degli affanni, non vedo subito l'individuazione della soluzione più adatta. È come se procederete un po' per tentativi, anche se a guidarvi effettivamente c'è qualcuno che ha una lunga esperienza. Ehm, Non vedo ancora né una chiusura vera e propria, ma nemmeno un qualcosa che abbia questo bel respiro, cioè questa ripartenza con l'ossigeno. Però l'esito dice di tenere duro, vedi? Dovete tenere duro, perché troverete la soluzione e sarà positivo. Dunque è ancora un po' articolato il percorso, non è subito tutto in discesa, anche se in questo momento, state, facendo, diciamo così, ehm, delle valutazioni per capire la strada giusta da compiere e arriverà. Comunque l'esito è positivo nei tuoi confronti, Simona. E adesso rispondo ad Anna. Vediamo un po'. Allora, ritorno a mostrare questa cosa. Allora, vediamo un po', Anna. Leo, 22 novembre 78 ed Arianna, 19 novembre 80. Lui sta mentendo a lei. Allora, vuoi sapere se Leo mente ad Arianna? Ariana? Forse ho letto male io ho detto Arianna, ma mi sa che è Ariana. Ok, va bene, Leo 22 novembre 78, vediamo se mente a lei. Ok. Ma allora, diciamo che il taglio Ariana, okay, grazie Anna. Il taglio sembrerebbe, dire che c'è una forma di rimpianto per una donna, una figura amata del passato. Allora, io non so su cosa verta questa ipotetica, menzogna o la possibilità che effettivamente non dica tutto, però già il taglio ci parla di un rimpianto, di qualche dispiacere. Allora, io, dire che proprio lui stia mentendo non mi sembra, ecco. Non sono carte di menzogna, carte di calcolo, che magari ogni tanto qualche cosina sia detta d'arte, ma non con cattiveria, più che altro qualcosa come se riconoscesse un vantaggio nel, lasciare intendere delle cose o dirne a metà, però, ecco, proprio menzogna non saprei, non credo. Però guarda, visto che la domanda è se lui sta mentendo, diciamo che
Ah, ecco, allora bisognerebbe formularla meglio perché è molto generica, Anna. Se lui ha un'altra persona, beh, lui vedi bambino, amica, speranza, consolante sorpresa, denaro, diciamo che, ehm, parla dell'inizio di un'amicizia, attenzione, che poi ogni tanto sia scherzosa, un po' così, che lascia un po' le cose da intendere come una specie di sospeso, di gioco, innocente, ma però ecco io, nel passato non vedo granché, anche perché non mancano delle carte specifiche che quando c'è veramente qualcosa in ballo viene fuori. Però questa è la linea del passato, può essere che sia una cosa più recente, anche se qui segnala l'inizio di un'amicizia. Nel presente, nemica, belvedere, conversazione, sacerdote, indica più che altro che, beh, la nemica è sempre una situazione un po' pericolosa, un qualcuno, che potrebbe attaccarci, che non che potrebbe, lasciamo perdere, a volte è proprio già un danno che abbiamo ricevuto. E, dunque è possibile che comunque lui, mhmm, capendo il pericolo abbia, vedi, allentato le conversazioni. Dunque, lui non è che l'ha proprio individuato bene questo pericolo, l'ha annusato, ma secondo me è probabile che questa amicizia stava per trasformarsi in qualcosa, ma non lo vedo andare oltre. Nella linea del presente il sacerdote è una carta fredda, non è la carta di quando si fanno le cose con buon senso, non c'è il ladro, non c'è la falsità. Io oggi ti posso dire che non mi sembra che un'altra possibile persona possa essere un pericolo, sì, ma non vedo ancora nulla, non vedo incontri clandestini, non vedo cose, strane. Però nel prossimo periodo, vedi giovane fanciulla, amante, fedeltà, anche qua non non sono carte di menzogna, anzi, cioè o farà la corte a un'altra, ma non ha senso la fedeltà. Dunque, secondo me anche qua nel prossimo periodo è possibile che l'amica tua, vedrà, il suo ragazzo molto più slanciato verso di lei. Magari, l'ha visto un po' distante e questo le ha fatto vedere una cosa per un'altra, e poi guarda, donna di servizio, costanza, mercante, dunque c'è un darsi da fare che, in ogni caso è positivo. È una specie di rilancio, dunque, io non vedo cose strane. Vecchia signora, messaggero, amore, disgrazia. Allora, qui l'esito è un po' così. Diciamo che già la domanda formulata in quel modo è un po' particolare, fermo restando che non vedo menzogne, però anzi la vecchia signora è qualcuno che ci dice la verità anche senza tanti giri di parole, però potrebbe anche indicare che un vecchio amore si farà sentire, ma vedi che poi disgrazia. Dunque io non vedo particolari menzogne, ecco. Di alla tua amica che al momento non sembra esserci un reale pericolo, che sicuramente una persona avrebbe potuto o potrebbe diventarlo, però lui vedi che mi sembra che tenda a fare le cose in modo giudizioso. E poi sai, la vita, cari miei, la vita è così. Andiamo avanti. Rispondo a chi c'è ora in ordine. Dopo Anna abbiamo Egidio.
Vorrei sapere se per me va bene acquisire delle quote societarie della Energain SRL di Busto Arsizio, 24 luglio 67. Allora, guarda, senza tante 5 carte, così vediamo subito sì o no per te. Allora, Egidio fa bene ad acquisire quote societarie di quella società. Grazie. Non è molto incoraggiante come taglio, eh? Attenzione, potrebbe essere il caso di fermarti per scansare un pericolo. Vediamo però le 5 carte. Allora, guarda che la carta della gelosia per gli investimenti è una perdita, ok? Una perdita di denaro. Dunque, attento e piuttosto c'è un'altra cosa che vedo in arrivo. Probabilmente potrebbe proportelo una conoscenza che farà da tramite fra te e un signore molto facoltoso, molto benestante, che ha le idee chiare, in ordine. Per questa cosa qua, detto sinceramente, con quel taglio e con questo inizio, non mi sento di farti andare proprio. Però, se effettivamente già questa società te l'ha presentata una conoscenza comune, cioè che ha fatto, come dire così, da ponte di collegamento, vedi che parla comunque di qualcosa positivo con questo gran signore, allora in questo caso sì, ma se non corrisponde a questa cosa, allora attento e aspetta che ti proporranno qualcos'altro. Bene, signori cari, io per questa sera chiudo. Vi ricordo però che il Marietto ed io saremo nuovamente in diretta mercoledì alle 21 sul suo canale YouTube. Dunque, se non conoscete il canale YouTube del Marietto Veneziano, cercate Marietto Veneziano su YouTube, iscrivetevi così potrete commentare e porre la vostra domanda in diretta. Dunque, mercoledì alle 21 ci ritroviamo e dunque, se non sono riuscita a rispondervi oggi, tornate mercoledì, avrete la risposta da me, dal Marietto. Se volete comunque aspettare la sottoscritta, sarò nuovamente qui alle 21:30 venerdì. Vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti. Dunque non mancherà occasione di approfondire i quesiti che vi stanno a cuore. Grazie come sempre e buon proseguimento. Alla prossima, ciao.